Buonasera a tutti, bienvenidos a Enone dai Fogolars Artol Parmont. Buenas noches a todos, bienvenidos a la Friulana, el fogolar friulano más antiguo fuera de Italia. Estoy hoy con Tiziana Bellini, Lady FVG. Hola. Ella les va a hablar en italiano, no se me asusten. Ella es una cocinera popular, como le gusta definirse, con más de 30 capítulos de un programa en Telefriuli, Mesé de Quesita, ¿qué quiere decir? Revolve que se pega. Mandi, Tiziana. Mandi, hola a todos, mi presento Tiziana, Lady FVG sui social. La mia carriera nasce nel 2020 come cuoca popolare specifica per le ricette friulane, ma sono una ricercatrice di tante ricette italiane e oggi parleremo dei saltimbocca alla romana. Chiamano così perché proprio saltano e sono stati codificati da Pellegrino Artusi. Lui li ha assaggiati in via Campomarzio a Roma e li ha trovati veramente straordinari, tanto da volerla inserire come la ricetta 222. Artusi ha unificato la lingua italiana ancor più dei Promessi Sposi, perché la cucina ci unisce come popolo. I saltimbocca alla romana quindi nascono a Brescia, ma a Roma hanno avuto la loro maggiore diffusione. Sì. Adesso ci spostiamo in un posto veramente bellissimo, è una strada che arriva da Brazzacco, padroni del castello di Brazzacco che arrivavano da questa parte con i cavalli, percorrevano questa strada di sassi per andare alla pieve di Santa Margherita. Si chiama Ievade perché è fatta in questo modo e i sassi sono messi in una maniera che gli zoccoli dei cavalli non si incastravano quando passavano. La lasagna. Piccio, un romano que escribió un libro de cocina, que es el testimonio de la cocina de Roma, habla de una comida que se hacía con una pasta de grano turco y agua, que se cocinaba directamente al fuego, la llamaba laganum. Va a seguir su camino durante todo el medioevo, que hubo muchos autores que les escribieron poemas, Fra Salimbene de Parma, que hablaba de otro monje así: non vidi mai nessuno che come lui si abuffasse tanto volentieri di lasagne con formaggio. Con el Renacimiento llegó la pasta al huevo al norte de Italia. Los emilianos toman la vieja receta romana, las empiezan a rellenar con queso solamente. Con la llegada del tomate, los napolitanos son los primeros a prepararlo en forma de salsa. La lasaña, como la conocemos hoy, con salsa de tomate, a más o menos fines del siglo XIX, cuando aparece por primera vez en un recetario. Tan difundida la lasaña al pomodoro en Nápoli que hubo un rey conocido como el Re Lasagna. Trata de Francesco II, re delle due Sicilie. Era un tipo che le encantava la lasagna. Oggi ci troviamo a Santa Margherita del Gruagno, è un borgo medievale risalente a prima dell'anno 1000. Pensate che qui c'è una pieve, una chiesa madre, e qui vicino a noi c'è la casa dove ha abitato Cora Slocum. Lei era un'americana e si è sposata con un conte friulano e ha aiutato le donne friulane dell'epoca, fine 800, primi 900, ad emanciparsi con il proprio lavoro. Dietro a noi, qui, c'è un bellissimo panorama sulla città di Udine e tutti i paesi vicini. La panna cotta è un dolce straordinariamente buono, straordinariamente facile da fare, e troviamo tracce di questo dolce in un ricettario anonimo. Dovremmo aspettare almeno 100 anni per dargli un po' di senso italiano a questa panna cotta, quando la inserisce nel suo ricettario di cucina e la presenta come crema bianca in tazza, anche chiamata quaglià. Era proprio il cuoco della casa Savoia che ha codificato questa ricetta. Addirittura Giacomo Leopardi ne scrisse di questo dolce a suo padre in una lettera dopo averlo assaggiato mentre era a Bologna. E dobbiamo ringraziare una turista ungherese che con l'albergo Belvedere alla Morra regalò questa ricetta al cuoco di questo ristorante. Quindi nel 1968 Ada Boni la inserì nel suo ricettario, quindi in tempi quasi recenti. Fantas! Mandi fantas!